La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Telespettatori di 7 Gold, ma anche di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre, ben trovati con una nuova puntata di Penalty che racconta il calcio dilettantistico siciliano e non solo. Oggi una puntata certamente molto interessante e vado subito a presentare il mio ospite, ovvero il direttore generale dell'Athletic Club Palermo che milita nel campionato di Serie D, con noi Giorgio Perinetti. Direttore, è un piacere averla qui a Penalty. Grazie dell'ospitalità, è un piacere per me condividere un po' di commenti della nostra attività. Allora, parliamo di questa Serie D che quest'anno ci sta regalando delle grandissime emozioni, ancora tutto aperto e mancano soltanto, volendo, 2 partite al termine. Abbiamo in testa la Nissa, c'è anche il Savoia. Leggermente più attardati ci siete voi, c'è anche la Regina. Insomma, quest'anno questa Serie D ci ha veramente fatto capire che quando si lavora bene i risultati arrivano e bisogna attendere veramente pochissime partite per conoscere poi chi il prossimo anno giocherà in Lega Pro. Sì, un campionato che è stato sicuramente sempre avvincente, interessante per tutte le squadre che lo hanno affrontato. Devo dire, per noi è stata un'esperienza, la prima volta che l'Atletico faceva la D, e quindi chiaramente siamo un po' stati anche fino a un certo punto addirittura l'intruso in una classifica che non ci competeva. Avete assaporato il primo posto, no? Che sì, vi ha dato anche una bellissima notorietà. È stato molto bello, ma ci ha fatto anche un po' girare la testa, proprio perché forse non eravamo pronti, quindi fisiologicamente abbiamo un po' mollato. La partita con la Nissa è stata così purtroppo una partita quasi non giocata, tra virgolette, nel senso che non abbiamo dato per quello che di solitamente riusciamo a dare, e dal contraccolpo non ci siamo ripresi bene, che poi con la Regina abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto una partita molto sfortunata e comunque ci siamo per fortuna domenica abbiamo dato un segnale importante di e infatti ripresa. stiamo guardando le immagini perché eravate sotto, ma siete riusciti con una determinazione bellissima, quasi inaspettata a fine stagione, a ribaltare il risultato, portarvi addirittura a vincere una partita contro una Vibonese che sta ancora lottando per salvarsi, quindi insomma bisogna avere attributi per cercare di portare via punti dalla Calabria. Sì, ma quello che i ragazzi hanno sempre dimostrato, per la verità, tranne, ripeto, qualche partita dove l'aria di montagna era troppo fine, abbiamo respirato a pieni polmoni, ma con un risultato non congruo. Però abbiamo sempre fatto bene, è una squadra che ha sempre giocato a calcio, una squadra che ha sempre avuto crisi di adattamento all'inizio. Ricordiamo che abbiamo avuto 6 espulsioni su 10 partite, insomma eravamo ancora molto nervosi. Poi quando abbiamo trovato equilibrio siamo riusciti a fare veramente un campionato importante, con il maggior numero di gol segnati nel girone, e con un gioco comunque sempre propositivo, quindi molto molto contenti di quello che abbiamo fatto. Certo, in quel momento, che dire, in quel momento eravate veramente imbattibili. Esatto, abbiamo perso a Caltanissetta, nonostante questo eravamo ancora primi. È vero. E lì non siamo riusciti, è colpa di tutti, mia per primo certamente, insomma, a non riuscire a tenere quella serenità che ci ha contraddistinto per giocare il nostro calcio. Ci siamo involuti, ci siamo preoccupati senza averne motivo, perché il programma non era subito competere per il primo posto. Chiaro, però questo ci ha un po' disequilibrato. Tra l'altro nei momenti più importanti mi diceva che sono venuti a mancare anche lo zoccolo duro dei juniores, che sappiamo benissimo che fanno la differenza in questi campionati. Pensi che noi abbiamo perso in una settimana 5 under, tutti fino alla fine del campionato. E tra questi Bongiovanni e Salazar, che non erano under normali, erano 2 titolari di gamba, freschi, con qualità importanti. Per esempio Bongiovanni, tante soluzioni il tiro da fuori area perché ha un calcio bellissimo, e Salazar che aveva
questa capacità di ribaltare il fronte d'attacco, ma anche con qualità, con tecnica, eccetera. Persi questi due ragazzi, anche lì È stato più difficoltoso. abbiamo avuto più difficoltà. Sì. Benissimo, adesso passiamo subito ai risultati perché dobbiamo conoscere a questo punto il quadro completo di questo girone I del campionato nazionale dilettanti. Domenica si è giocata la 15ª giornata, guardiamo subito la schermata dei risultati. Castrum Favara batte Città di Gela 3-1, vince la Gelbison 2-1 contro il Città di Aciriale, vince anche fuori casa il Sambiase contro il Milazzo, 3-0 della Nissa contro l'Enna Calcio, pareggio tra Ragusa Calcio e San Cataldese, 2-0 della Regina contro il già retrocesso Paternò, 3-0 del Savoia contro la nuova IGA Virtus e poi la Vibonese che appunto perde in casa contro l'Athletic Club Palermo per 3-2 ed infine il pareggio tra Vigor, Lamezia e Messina, 1-1 il risultato finale. Dopo questa domenica, eccola qua la schermata per quanto riguarda la classifica con la Nice e il Savoia in testa con 63 punti, 60 la Regina, 57 Athletic Club Palermo con 54 Gelbison, con 52 Sambiase, 49 punti per la nuova IGA Virtus, 44 il Milazzo, 42 Città di Gela con 38 Vigor Lamezia, 35 Enna Calcio con 34 Castrum Favara, 33 punti per il Ragusa Calcio, mentre invece con 31 troviamo Città di Aciriale e Vibonese Calcio, con 28 il Messina insieme alla San Cataldese, chiude il già retrocesso Paterno Calcio con 19 punti. Si ritornerà subito in campo domenica, sarà la penultima giornata, abbiamo già la schermata degli incontri, l'Athletic Club Palermo che avrà questo importantissimo big match contro il Savoia 1908, Città di Aciriale che giocherà in casa contro il Ragusa, Città di Gela Vibonese Calcio, Enna Calcio Gelbison, Milazzo Regina, Nuova IGA Virtus con il derby tutto messinese, giocherà infatti con il Messina, Paterno Calcio Castrum Favara, Sambiase Nis FC ed infine San Cataldese che giocherà in casa contro la Vigor Lamezia. Ritorneremo a parlare chiaramente dell'Athletic Club Palermo, però mi viene subito spontanea una domanda. Avete il big match con il Savoia domenica e credo che comunque insomma una vittoria farebbe capire che comunque questa Athletic ha veramente un'idea chiara su questa stagione. Ma guardi, la vittoria è un risultato, il risultato è figlio di tante situazioni, tante componenti. Io quello che posso assicurare è che noi posso assicurare la prestazione, noi faremo una prestazione importante, cercheremo di dare seguito anche al risultato veramente importante per come insomma, si è originato di Vibo, però chiaramente noi faremo una partita, ma vede, noi giochiamo contro il Savoia che è l'avversario di turno. Certo, chiaro. Ma la nostra, poteva essere anche un'altra squadra, effettivamente. La nostra impostazione è essere noi stessi, certo. Riprendere quel cammino che abbiamo interrotto per la questione un po' che abbiamo accennato e quindi fare la nostra partita. Giochiamo per noi stessi, non giochiamo per a fuori qualcuno o contro qualcuno, noi giochiamo per l'Athletic. Certo, e certo. Siccome vogliamo finire bene, questo è quello che vogliono fare i ragazzi, questo vuole fare l'allenatore, che giustamente ha fatto benissimo quest'anno. E il club vuole si aspetta questo. anche il grande pubblico, credo, no? Abbiamo avuto una risposta importantissima proprio contro la Regina, speriamo di ripetere anche questo, perché tutto il nostro obiettivo è crescere, quindi la nostra costruzione passa anche dalla conquista del velodromo, chiaro, dalla riapertura del velodromo, certo. dalla riapertura al pubblico e dalla conquista del pubblico. E per noi è tutto qualcosa che è in divenire. Certo, quindi certo. Questo come lo e ci vuole del tempo. Sì, però questo come lo possiamo fare? Dobbiamo dare attrattiva col gioco, con l'entusiasmo, certo. col piacere di venire a vedere una squadra che prova a giocare a calcio e a farlo nel migliore dei modi. Quindi questo è quello che noi possiamo offrire no? al pubblico che, certo. che dobbiamo conquistare. È vero. Quindi è ovvio che dobbiamo tentare questa strada qui. Poi che troviamo davanti. Siete sulla buona strada, direttore. Comunque. Proviamo, io sono dell'idea che siete veramente sulla buona strada. Parliamo di Castrum Favara che vince la partita contro il Città di Gela. Castrum Favara che potrebbe a questo punto quasi un po' inaspettatamente tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei play-out, perché tra l'altro domenica giocherà contro il Paternò, quindi altri 3 punti che andranno a sommarsi e quindi ad alimentare questo sogno salvezza che sino a qualche mese fa sembrava quasi impossibile.
Sì, ma questo è il bello del calcio, è il bello di chi riesce insomma, ad arrivare più fresco, più determinato alla fase finale, perché se andiamo a vedere tutte o quasi le partite del girone determinano qualche cosa. È vero, è vero. E forse non è successo tante volte Mai. in questo girone. Sappiamo benissimo che negli anni passati tra Avellino, Sì, Bari, sì. Palermo, Catania, Certo. Trapani, Invece qui, i campionati erano già segnati all'inizio. abbiamo 2 giornate che determinano per quasi la totalità delle squadre qualcosa di importante. È vero, sia per i Quindi- play-out che Esatto, i è tutto play-off combattuto, anche. sì. Benissimo. Guardiamoci il servizio, la vittoria appunto della Castrum Favara 3-1 contro il Città di Gela. Inizia così, con il ricordo di Gabriele Vaccaro, la partita tra Castrum, Favara e Gela, terz'ultima giornata del campionato di Serie D Girone I. Poi inizia il match con il primo tentativo in sforbiciata da parte della formazione di casa che fa la partita nei primi minuti. Qui la giocata sul lato destro con il tentativo a incrociare di Eccegoyen su assist di Piazza, pallone che termina fuori, ancora insiste sulla fascia destra la squadra di Infantino, qui un colpo di testa, la palla che sbatte sulla traversa, rimane immobile il giovane portiere Florulli. Ad un passo a gol il Castrum Favara che poi insiste sempre sull'out di destra, ancora con Piazza che propone il cross, colpo di testa vincente per l'1-0 firmato da Francesco Di Paola, classe 2005, che porta avanti la squadra di Pietro Infantino, che però insiste e da questa azione da calcio d'angolo con il cross di Francofonte, altro colpo di testa, poi prova a staccare Varela, la parata da parte di Florulli, ancora il Castrum Favara che di fatto domina nella prima mezz'ora, ancora una volta sviluppa a sinistra l'azione con il cross, questa volta lo stacco di Nacio Varela è vincente e vale il 2-0, sono passati 32 minuti e la formazione in maglia gialla ha messo ormai una seria ipoteca sulla partita. Con le immagini passiamo al secondo tempo con Lanza che cerca di farla girare sul secondo palo, non trovando la porta. Il classe 2008, uno dei migliori senza dubbio della partita. Poi Schembari con il recupero palla, il servizio per Piazza che si porta la palla sul destro, sterza, la fa girare lui e questa volta va a bersaglio. È il gol del 3-0 che chiude definitivamente i giochi per il Castrum Favara, che di fatto si assicura questa vittoria. Il Gela nel finale prova a reagire, lo fa con questa doppia conclusione e con l'intervento da parte di Di Silvestro a negare il gol. Ancora la formazione di Mister Misiti con questo tentativo dalla distanza bloccato ancora da Di Silvestro, la parata su Uberto. Poi nel finale il gol di Giuliano sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma non cambia nulla, finisce qui. Il Castrum Favara vince ancora, fa altri 3 gol e si avvicina sempre di più alla salvezza diretta. Direttore, fa piacere però sentire che in campo ci sono anche 2008 in un campionato siciliano di Serie D, no? Vuol dire che si deve costruire anche sinceramente da queste partenze giovanili. Io ho sempre creduto l'ho fatto anche in Veneto, il campionato di Serie D, col Venezia abbiamo vinto. Beh, insomma, i miei under si chiamano Vicario, oggi gioca a Tottenham. Voglio dire. Ed altri di grande qualità, ma c'erano anche altri giocatori in altre squadre veramente interessanti. Cioè, io credo che il campionato interregionale dia la possibilità a qualche giocatore che magari si è perso nelle giovanili di qualche grande club, magari deluso, di avere una chance ulteriore. Chance e comunque dà una formazione molto intensa sul piano almeno caratteriale agonistico, e quindi è un campionato da seguire perché sempre puoi trovare qualche gioiellino che può fare da al caso portare giusto avanti. ad alcune Sì, società in questo più campionato importanti. ce ne sono, ma ce ne sono anche in altri gironi, quindi giustamente dovrebbe essere anche, sinceramente, a parte gli under sono imposti, Sì. però io credo dovrebbe essere spontaneo. Noi ne abbiamo fatto giocare sempre 5 o 6, quindi praticamente proprio puntando anche a questa motivazione. Beh, un po' la caratteristica anche Sì, per noi della sì. politica Sì, proprio della vostra società. Sì. Parliamo della Ciriale invece, che perde in casa della Gelbison. Direttore, la Ciriale che è veramente in una situazione ambigua, tifosi che non vogliono il presidente che non molla, la piazza reclama assolutamente l'innesto anche di una nuova dirigenza. È anche vero che però bisogna portare a compimento comunque una salvezza che a questo punto può diventare anche difficile proprio perché non c'è una tranquillità a livello dirigenziale con i tifosi.
Beh, la Cireale, insomma, quest'anno ha avuto un anno veramente tormentato, perché vi ricordo addirittura dall'inizio dell'anno, insomma, Sì. situazioni abbastanza complesse, non facili da gestire, anche per i ragazzi diventa comunque pesante, no? Cambi di allenatori, queste cose Continui, incidono poi alla esatto, fine, quindi, no? sinceramente capisco la situazione. La Cireale comunque è ancora in lotta, ha la possibilità chiaramente Sì, di ancora in lotta, buttarsi assolutamente. fuori. E certamente dopo l'esploit di Reggio Calabria nulla può lasciare di intentato, no? Quindi, Può tentare, però anche è se è chiaro sempre che è stato molto un anno che difficile. poi lascia comunque strascichi anche nei ragazzi, è normale. A prescindere da quello che sarà poi il risultato Certo, finale, certo, cioè o certo, una comunque salvezza oppure è eventualmente una piazza storica che i play-out. ricordo i grandi scontri a Cireale Palermo, beh, li a sappiamo. Cireale Giarre, insomma. Erano altri tempi, direttore. Altri tempi. Senta, invece su questa Gelbison che ha cercato di capire bene qual era la sua stagione nel girone d'andata e nel girone di ritorno con qualche risultato importante si è stabilizzata nella griglia playoff, tra parentesi che servono poco per la Serie D e quindi ci fa capire che forse la prossima stagione potrebbe essere ancora una volta una stagione positiva. Gelbison che sino a qualche anno fa insomma aveva vinto la Serie D, poi purtroppo il campionato di Lega Pro non andò per il verso giusto. Sì, noi il girone d'andata l'abbiamo strapazzata senza grandi difficoltà, però devo dire invece il ritorno ho visto una squadra molto più determinata, molto più coriacea, intanto da un punto di vista fisico è una squadra molto strutturata. Molto interessante, strutturata proprio per la Serie D, è vero. Esatto, molto strutturata, quindi ci ha messo in grande difficoltà quando abbiamo giocato. Siamo andati in svantaggio, siamo riusciti a recuperare l'1-1, poi purtroppo abbiamo avuto l'espulsione del portiere. È chiaro che giocare in 10 contro una squadra così forte fisicamente, in piena salute, non era facile. Purtroppo abbiamo preso il gol al 93esimo. Beh, succede. E quindi abbiamo ceduto, però insomma è una squadra che sta in condizione morale, determinata e ripeto ha una struttura generale di squadra interessante. Interessante a questo punto anche giustamente questa vittoria proprio nei confronti del Città di Aciriale, fa ripiombare di nuovo la Aciriale in una zona decisamente negativa della classifica, mentre invece la Gelbison consolida la sua posizione nella griglia playoff. La Gelbison allunga la sua striscia di vittorie dopo aver per larghi tratti dominato il match, in particolare nella prima frazione viene acciuffata poco dopo la mezz'ora della ripresa, ma nella parte finale trova la rete che consente a Viscomi e soci di consolidare la quinta posizione al cospetto di un Aciriale arrivato in terra cilentana a caccia di punti per evitare i play-out. Gli uomini di Agovino partono decisi e già nelle prime battute Semeraro sfiora il vantaggio, non trovando però la soluzione vincente. La Aciriale si fa vedere con Falù che sugli sviluppi di un corner di testa impegna Corriere, poi poco dopo la mezz'ora Liurni con un preciso tiro manda la sfera a sbattere sul palo. La rete del vantaggio arriva nel primo dei 3 minuti di recupero, Coscia agisce sulla sinistra e con un perfetto cross trova Cascio che al volo batte Negri e manda la Gelbison al riposo avanti di una rete. Nella ripresa la Aciriale parte determinato a raddrizzare le sorti della gara e al 37esimo arriva il pareggio dei siciliani. Zaccaria, dopo un primo tentativo respinto da Corriere sulla ribattuta, piazza il tapin che vale il pareggio. La replica della Gelbison è in mano a Castro che al 44esimo sfrutta con un preciso colpo di testa il cross di Fernandez e regala la vittoria ai padroni di casa che salgono a 54 punti. Gelbison dunque in ascesa, così come in ascesa anche il Sambiase che sbanca Milazzo, vince 1-0 ed attende a questo punto la partita di domenica prossima, partita che riveste giustamente un ruolo importante per la classifica della Nissa, ma anche per la classifica del Sambiase, perché vincendo potrebbe effettivamente agganciare questa griglia playoff e a quel punto credo che rivoluzionerebbe un po' tutto il percorso anche di questa parte finalissima della stagione, di questo girone. Sì, ma ecco, infatti dicevo, noi che abbiamo il desiderio, dopo quello che abbiamo fatto, almeno di conquistare questa zona playoff, mantenerla, certo, ma dobbiamo mantenerla, siamo inseguiti dalla Gelbison, siamo inseguiti dal Sambiase, per cui quando dicono
noi giochiamo per noi stessi perché vogliamo anche questa soddisfazione e quindi dobbiamo guardarci alle spalle e cercare naturalmente di mantenere la quota che abbiamo raggiunto, insomma. La zona playoff. La zona playoff, è vero. Quindi questo però siamo inseguiti da squadre in salute, abbiamo detto adesso la Gelbison. Incontrandoli tra l'altro nella parte finale della stagione, esatto, dove bisogna avere anche molto fiato, no? E gamba. Il Sambiase per esempio è una squadra che gioca un buon calcio, è una di quelle sotto l'aspetto, insomma, dello sviluppo di gioco mi ha più impressionato addirittura in questa stagione, quindi voglio dire, sono squadre che stanno bene e vogliono finire bene e per noi dobbiamo difenderci. Sarà dura sia per voi che comunque anche per, l'abbiamo detto, in questo caso è un campionato che sta dando appunto risposte, deve dare ancora quasi tutte le risposte nelle ultime 2 giornate. È vero, è vero. Tra l'altro batte il Milazzo che è in picchiata libera a questo punto, forse insomma ha pagato di una stagione che prevedeva solo la salvezza, raggiunta la salvezza abbondantemente nelle settimane precedenti, ha un po', credo, dal punto di vista mentale staccato la spina? È una parola brutta, però è un dato di fatto, 4ª sconfitta di seguito. Sì, è capitato anche a noi, quindi posso capire. È vero, è vero. Guardiamocelo il servizio, la vittoria proprio del Sambiase contro il Milazzo, 1-0 il risultato finale. Quarta partita senza vittoria per il Milazzo che al Marco Salmeri cade di misura contro un cinico Sambiase. I calabresi si impongono 1-0 e portano a casa 3 punti pesantissimi in chiave playoff. Nel primo tempo il ritmo è subito alto, le 2 squadre si affrontano a viso aperto costruendo una gara frizzante e piacevole, ma la prima vera occasione arriva al 14esimo quando il Milazzo si rende pericoloso con la spada che al limite dell'area salta l'avversario con un elegante sombrero e conclude di destro. Il portiere avversario però è attento e risponde con sicurezza. I Mamertini insistono e tornano a farsi vedere intorno alla mezz'ora, questa volta è giunta a provarci dal limite ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta. Il Sambiase è vivo e non resta a guardare, replicando prima con Neves il cui tiro dalla distanza viene deviato in angolo dai Mamertini, poi con Palermo che tenta la conclusione da fuori ma il suo destro è centrale e viene bloccato senza difficoltà da Mileto, e infine con Frasson che sugli sviluppi di un calcio d'angolo impatta di testa trovando però la respinta di corso. Nella ripresa cala il ritmo e la prima vera occasione arriva al minuto 73 con il Sambiase che si rende pericoloso con la conclusione di Levè disinnescata da un super Mileto. Passano 5 minuti e risponde il Milazzo sul cross di Pipitone, arriva il colpo di testa di Galesio che però non inquadra la porta. Bersaglio che al 79esimo centra invece il Sambiase quando Abercon serve Calabro che batte Mileto col destro, facendo così Milazzo 0 Sambiase 1 e gioia incontenibile per il classe 2006 che fa esplodere di gioia i tifosi giallorossi. Il Sambiase insiste, all'85esimo sfiora il raddoppio con un sinistro dal limite di Neves che costringe ancora Mileto agli straordinari. Nel finale il Milazzo resta in 10 per l'infortunio di Runza con mister Catalano senza più cambi a disposizione, ma nonostante l'inferiorità numerica i padroni di casa hanno un'ultima grande occasione al 93esimo, ma Galesio di testa sul cross di Pipitone scheggia il palo alla sinistra di Giuliani e l'ultimo brivido del match finisce 1-0 per il Sambiase, vittoria di carattere e classifica che si accorcia. Per il Milazzo invece continua ancora il digiuno di vittorie. E parliamo della capolista Nissa. Apriamo questo dibattito, no? Prima parte della stagione zoppicante, notevolmente zoppicante, l'arrivo di Gaetano ha permesso probabilmente di trovare nuovi stimoli, qualche giocatore che faceva panchina è diventato titolare, insomma ha rivoluzionato un pochettino il progetto anche tecnico iniziale di questa squadra che adesso vola, almeno così insomma si dice, vola sicura quantomeno verso lo spareggio. Però è anche vero che bisogna ancora giocare 2 partite, la prossima in casa del Sambiase. Direttore, mi fa un quadro di questa Nissa 25-26 secondo lei? Credo che sia stata una società che ha fatto degli sforzi importanti, la proprietà, per assicurare al tecnico veramente tante opzioni, no? Addirittura a gennaio ha ulteriormente rinforzato la squadra. E quindi certamente non è stato trascurato nulla.
è seguita da un pubblico importante, è seguita da una città che comunque è importante avere. E perché è andata male secondo lei alle nella spalle. prima parte della stagione? Non è mai facile, sai, anche quando vedi. Io penso sempre una cosa, il calcio viene sempre sottovalutato un aspetto psicologico, invece sotto le maglie di un giocatore ci sta una persona e quindi non è facile. Allora io penso che quando hai il progetto dover vincere A tutti i costi? è un macigno che ti porti sulle spalle. Sì. È molto difficile da gestire, è molto difficile portarlo avanti. Quando hai, tipo il nostro caso, insomma, dice, ma posso vincere anche, certamente posso anche perdere. è un grande stimolo e Certo. quindi lo gestisci molto meglio. Poi dopo, come succede a noi, ti trovi davanti e allora il bivio è ma dobbiamo vincere e lì magari non sei pronto e preparato ancora, no? E quindi c'è questo risvolto qua. Quindi la Nissa aveva questa missione, no? Vincere, che sta comunque portando in questo avanti, momento, certo. certamente, però vediamo che anche società, piazze prestigiose come di Reggio poi magari trovano delle difficoltà proprio perché devi sempre tenere pigiato l'acceleratore, esatto. sempre. Però la Nissa ha fatto, seppure una parte iniziale ha avuto delle difficoltà, però poi ha risposto alla grande, la società ha un budget importantissimo, no? E quindi voglio dire, ha potuto dare anche all'allenatore delle opzioni per gestire situazioni di criticità e a gennaio ha fatto un ulteriore salto di qualità, quindi è una squadra a tutto titolo che può conquistare questa promozione. C'è ancora dell'amarezza per questa sconfitta nella gara di ritorno con la Nissa? No, l'amarezza non è la sconfitta, perché ci può stare. Ci può anche stare, certo. Perdere con la Nissa, certamente. Non rammarico e non avere fatto la prestazione che avevamo nelle corde di poter fare. Che avevate preparato. Perché per certo esempio loro hanno preparato la partita eliminando il possesso palla, rovesciando immediatamente il fronte, cercando di metterci la palla alle spalle di Crivello, e quindi aveva giustamente preparato la partita in un certo modo. Noi che teniamo sempre la linea difensori alte, che andiamo sempre in pressing importante, la prima mezz'ora dove la Nissa non era, diciamo, era abbastanza guardinga, chiaramente pensando di giocare contro una squadra che comunque era 4 punti avanti e quindi non era proprio sciolta. Chiaro. Poi dopo il gol chiaramente ha strameritato, però noi quella partita non l'abbiamo giocata da Athletic. E quindi rimane il rammarico. Sì, perché i nostri centrocampisti, palleggiatori, noi penso che abbiamo il maggior numero di gol fatti senza avere nessuno in doppia cifra. Forse Miccoli domenica perché ha fatto il gol finalmente a decimo. Ma tutti gli altri hanno segnato tutti, ma tutti non arrivando in doppia cifra. La qualità del vostro gioco, certo. Inserimento dei centrocampisti, grande palleggio, eccetera. Quella partita abbiamo fatto errori che poi hanno consentito alla Nissa di riorganizzarsi, certamente di anche perché dall'altra parte c'erano giocatori di esperienza, quindi hanno capito bene il momento in cui colpire, no? Strameritare il risultato, certamente, strameritare il risultato. Però assolutamente. Il rammarico non è la sconfitta, tanto non averla il modo giocata. In cui si è perso, esatto, infatti. Guardiamoci questa vittoria 3-0 della Nissa contro l'Enna Calcio. A questo punto l'obiettivo rimane certamente questa difficile trasferta immediata contro il Sambiase. C'è il clima delle grandi occasioni al Tomaselli ex Pian del Lago di Caltanissetta, completo rosso per i padroni di casa, maglia giallo-verde a strisce verticale per quella ospite. Dopo 3 giri di orologio sono gli ospiti a mettere i brividi a Rapisarda e compagni. Azione tutta di prima con Ciauna che libera in campo aperto Pozzi diagonale, sul quale Castelnuovo mette un rammendo. Al primo vero assalto a passare sono i locali, corner di Rotulo da sinistra, incornata di Terranova sul corpo di De Felice che in caduta manda alle spalle di Mangano, delirio al Tomaselli ed esultanza ad annunciare un nuovo arrivo in casa De Felice. 1-0, la Nissa passa in vantaggio con la rete di Chicco De Felice. Il Tomaselli è una bolgia e spinge gli uomini di Gaetano dagli spalti. Kragel allarga per Rapisarda che manda in corsia Terranova, cross sul primo palo sgonfiato da Mangano.
Al 20° Oliver Kragel, tirato a lucido per l'occasione, soffia la merenda ad un avversario lanciandosi sull'auto destro, cross rispedito al limite per Provenzano che arma il mancino neutralizzato da Mangano. Poi Kragel gonfierebbe anche l'area, ma in evidente posizione di offside. Giro di boa della prima frazione, corner a uscire di Kragel che premia il terzo tempo di Bruno in cornata alta. Dalla rimessa in gioco della sfera, pressione feroce degli uomini di mister Di Gaetano che consente a Rapisarda di prendere il fondo, di segnare un arcobaleno scaraventato rabbiosamente in porta da Riccardo Rotulo. Lieto annuncio anche per lui, festa grande al Tomaselli e 2-0 della Nissa al minuto 23. Al 44esimo, azione avvolgente dei biancoscudati che continuano a sfondare con regolarità sul binario destro, lì dove Rapisarda sta facendo letteralmente il solco. Cross per Terranova, sfera che schizza al limite per Kragel che va di prima intenzione, altissimo il suo tentativo. Un minuto più tardi, da una sventagliata parabolica di Cusumano, stop elegante di De Felice che punta il diretto avversario riuscendo a far passare il pallone tra palo e portiere per il 3-0 della Nissa. Gara già in ghiaccio nella prima frazione di gioco, la doppietta di Chicco De Felice inframmezzata dal 2-0 di Rotulo regala sicurezza agli uomini di mister Di Gaetano che a inizio secondo tempo manda in campo Sarao per De Felice, segue l'ingresso in campo di Napolitano e Megna per Tamaio e Lanza. Al 62esimo al destro sempre educato di Rapisarda, stop di Sarao che carica il destro, Mangano si oppone, sulla respinta anche Terranova di prima intenzione trovando solamente il polo esterno, standing ovation anche per Terranova e Provenzano dentro Agnello e Cittadino. Tante le soluzioni a disposizione di mister Di Gaetano, nient'altro da segnalare fino al triplice fischio. Solo pure Accademia e Giro Palla, la Nissa mantiene la vetta a braccetto con il Savoia. 180 minuti dal termine della stagione regolare, un finale thriller, quello del girone I di Serie D con lo spettro dello spareggio, promozione sullo sfondo. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Vince facile dunque la Nissa contro l'Enna Calcio, un 3-0 perentorio che lancia appunto la squadra di Gaetano verso questi due ultimi incontri che possono veramente decidere la possibilità quantomeno forse di uno spareggio. Mentre invece è ancora tutto aperto per quanto riguarda la zona retrocessione. San Cataldesi in modo particolare, che pareggia in casa del Ragusa, che nelle ultime settimane aveva fatto qualche punto pesante. Mollare adesso per il Ragusa sarebbe una follia, aveva già quasi superato lo scoglio dei play-out, adesso è stata risucchiata di nuovo, a dimostrazione che veramente non si può mollare un attimo. No.
Ripeto, è un campionato che ricorda un po' quello classico della B, no? Se andiamo a vedere la B da quando sono stati inseriti i playoff e i playout, tutte le partite diventano fino all'ultima importanti. partita, tutte le partite hanno un significato importante per le squadre. E questo girone sta un po' ripetendo questa situazione. Infatti, se andiamo a vedere, domenica sono tutte partite decisive. Decisive, è vero. Questo dimostra che effettivamente le squadre si debbono mentalizzare che ogni partita diventa fondamentale. Se all'interno del gruppo c'è qualcuno che molla, si nota subito e quindi sì, poi c'è l'incidenza, infortuni, sprofondano. situazioni, no? Ripeto, quando noi abbiamo perso dei giocatori importanti, chiaramente si nota, perché poi non puoi avere, diciamo, tutti i giocatori allo stesso livello, tutti under dello stesso. Infatti vedevo qualità. poc'anzi i cambi con Io con quando la sono andato a Caltanissetta e ho visto, non ho dato La distinta. la distinta, e ho guardato la panchina, ho detto, se questa è la panchina, quelli che giocano fanno, cioè, infatti per esempio Sarao, Krakau. è entrato De Felice per esempio, e dopo Lagna, insomma, voglio dire, una squadra che è stata costruita con i criteri per stare davanti. Altri budget però, mi permetto di dirlo questo, no, direttore? Sì, questo non lo voglio dire, se no sembra che, ma noi abbiamo fatto quello, i nostri soci hanno fatto con entusiasmo e con attenzione quello che potevano fare. Certo, se hai un quarto o un quinto degli altri è un po' più difficile. Assolutamente anche, difficile. però siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ecco, Certo, perché certo. la squadra ha risposto in tutti i settori molto Positivamente, bene, sì. è vero. Ritorniamo a parlare di Ragusa e ci guardiamo anche l'intervista realizzata dopo questo pareggio 0-0 contro la San Cataldese. La partita è stata una partita molto difficile, sotto l'aspetto del nervosismo, sotto l'aspetto mentale, una partita combattuta che la San Cataldese ha interpretato egregiamente, ci ha messo in difficoltà sulle ripartenze. Noi avevamo impostato la gara cambiando assetto, cercando di avere un assetto più offensivo, e avevamo messo in preventivo pure queste loro ripartenze. Alla fine penso che questo sia stato un punto guadagnato oggi, e naturalmente siamo tutti rammaricati perché sappiamo che più punti si fanno e più la classifica può essere a nostro favore. Mancano 2 gare alla fine e dobbiamo lottare fino alla fine per cercare di arrivare il più in alto possibile. Naturalmente i ragazzi oggi hanno dato tutto quello che dovevano dare, e non ci dimentichiamo che hanno fatto una rincorsa fino ad oggi importante per cercare di mantenersi in posizioni di classifica tra virgolette poco pericolose, e si stanno comportando egregiamente. Naturalmente non sempre ci è andata bene. Oggi devo essere sincero, per la prima volta abbiamo guadagnato un punto. Non è bello da dire, ma è quello che è successo in campo. Questo non vuol dire che la squadra non ha lottato, questo vuol dire che abbiamo incontrato un avversario che era con l'acqua alla gola, per loro poteva essere una delle ultime occasioni per cercare di agguantare il play-out, e adesso bisogna guardare al prossimo scontro contro la Cireale in casa loro, dove dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo per cercare di a questo punto vincere la partita, per toglierci, se vogliamo salvarci senza play-out, per toglierci da questa posizione di classifica precaria. Naturalmente noi siamo preparati a tutto, il nostro obiettivo primario era quello di non retrocedere direttamente, e ad oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare. E dobbiamo stare ancora di più uniti attorno a questi ragazzi che dal 18 agosto ad oggi hanno dato tantissimo e stanno continuando a lottare ogni settimana.
Parole chiare quelle di mister Lucenti per questo Ragusa che appunto guarda caso un'altra partita importante domenica contro il Città di Aciriale in chiave salvezza. Regina 1914, apriamo questo capitolo perché è stato veramente una stagione particolare quella della Regina, aveva iniziato in una maniera, poi è arrivato Torrisi, ha cercato di resettare tutto insieme ad una società che comunque ha creduto e crede ancora tuttora in una possibile Lega Pro. È anche vero che poi ogni partita diventava una finale di Champions per tutto il gruppo. Ci può anche stare che perdi una partita, non dico facile, ma alla portata contro il Città di Aciriale e adesso quei potenziali 3 punti fanno la differenza di questa classifica. Regina che ancora può sperare, secondo lei, direttore? È giusto che sì, anche se chiaramente sono state perse delle occasioni. Ripeto, mi sembrava la squadra più accreditata, anche se in un contesto dove c'è comunque grande qualità davanti. Però è ovvio che quando devi vincere c'è questa pressione enorme che poi ogni tanto sfocia anche in qualche episodio, no, di contestazione e quant'altro, che comunque poi va sistemata e quindi sì, da una parte c'è grande sostegno del pubblico, eccetera, dall'altra parte qualche volta c'è anche per eccessivo amore. Sì. Poi si fa qualche danno. C'è il rovescio della medaglia, esatto, no? Il tifo troppo pressante. E quindi può succedere che, perché poi parliamoci chiaro, questo è un campionato, abbiamo detto, no? Molto combattuto, molto incerto, ma anche perché tutte le squadre sono attrezzate. Nel senso, per i vari obiettivi ovviamente, però ci sono quelle 3/4 lo sono per ci sono anche allenatori che le squadre che affronti non sono squadre che affronti diciamo con facilità e leggerezza, perché sono squadre comunque ben messe in campo, secondo la loro disposizione, la loro scelta dei vari allenatori, ma comunque non trovi squadre impreparate, vai sempre a giocare contro squadre che si propongono come avversarie toste da superare per carattere, per agonismo, ma anche per disposizione tattica, e allora diventa sempre difficile, basta sbagliare una partita come è o l'approccio di un primo tempo magari, e poi di recuperare è sempre difficile. È sempre molto difficile. Ma eventualmente c'è una possibilità, secondo lei, che quest'anno veramente tramite i playoff qualche società possa veramente raggiungere la Lega Pro? Lei in prospettiva non mi sembra molto ottimista. No, c'è da valutare innanzitutto tutto quello che sarà il mondo della Lega Pro, dove abbiamo tante squadre con criticità con grandi difficoltà, no? È vero. E quindi bisogna capire poi alla fine dove veramente ci sono spazi per poter eventualmente pensare a ripescaggio o quant'altro, però oggi è difficile. È difficile. Poi tra l'altro bisogna fare anche un quadro su tutti i playoff degli altri gironi anche, quindi c'è una classifica. Sai, c'è un girone del nord, ci sono il girone toscano combattutissimo. Insomma, è un po' difficile. Ci sono tanti gironi, uno forse si è deciso, c'erano addirittura 3 squadre del primo posto, Desenzano, Lentigione e Pistoiese. Sì. C'è altri gironi, c'è anche una Ostiamare che lottano fino alla fine, insomma, sono tutti campionati veramente tosti. Il problema è che se non vinci il campionato rischi di avere speso tanto e poi dopo il prossimo anno devi ritornare a fare il campionato di Serie D. Guarda, io l'altra esperienza fatta in D col Venezia, dove certamente lì avevamo l'imperativo vincere, con gli americani che erano proprietari, con Tacopini eccetera. Beh, io sono arrivato un pochino in ritardo, dovevo fare la squadra in ritardo, però avevamo mezzi importanti. I budget erano interessanti. Il budget era sicuramente importante, abbiamo fatto una squadra forte, anche se partiti molto in ritardo, gli altri in ritiro, in una settimana ho dovuto trovare 22 giocatori, metterli in campo, però abbiamo avuto per esempio un Campodarse, un Este e altre squadre che ci hanno veramente dato fastidio fino all'ultimo. Il campionato si è deciso nelle ultime giornate. Ma d'altra parte è un po' la caratteristica del campionato nazionale dilettanti, veramente tutti giocano per avere un obiettivo preciso della stagione. Guardiamoci gli highlights della Regina che vince facile contro il Paternò 2-0 e sentiamo anche la voce di Alfio Torrisi, il mister della Regina Calcio. Alla fine del campionato, bocce ferme, bisogna fare un esame di coscienza generale,
su quello che si è fatto bene, su quello che si poteva fare meglio, su quello che si è sbagliato, perché penso che nessuno è perfetto ed è normale che magari qualche errore si sia fatto, ma non parlo di errori di formazione, di scelte, non parlo di questo, perché su questo non è questo il momento di dire queste cose, questo non è inciso secondo me nella stagione, quindi io parlo di scelte generali su quello che può essere le scelte fatte a dicembre, le scelte fatte prima, sulla gestione dei giocatori, su tante e tante cose che sicuramente vanno poi a pesare su una stagione. Da parte mia, ripeto, allenare la Reggina quando sono arrivato qua per me era, e lo è tuttora, è qualcosa di straordinario, qualcosa di bello. Poi purtroppo molti, chi lo fa di proposito o chi forse lo fa perché ha poca memoria si dimentica da dove abbiamo iniziato. Portare la Reggina comunque fino all'ultima giornata ad oggi a giocarsi il campionato, avere la matematica che non ti condanna e ancora sei in corsa è qualcosa di strepitoso, perché è qualcosa che non era scritto da nessuna parte, però bisogna dirlo, anche se a qualcuno non piace sentirsi dire questo, però i numeri dicono questo e quindi quello che abbiamo fatto assieme ai ragazzi fino ad oggi è qualcosa di importante. È qualcosa che purtroppo, qualora non si finisse con la vittoria del campionato, è normale che lascerà gli stessi rammarici di prima, perché non vincendo, secondo me chi vince ha sempre ragione, perché arrivare secondo, ripeto, per me è perdere, su questo non ci sono dubbi, però purtroppo non siamo partiti dall'inizio. La media punti che abbiamo parla chiaro, i numeri che abbiamo fatto parlano chiaro e quindi purtroppo, ripeto, a qualcuno non piace sentirsi dire queste cose, ma il mio lavoro è normale che lo devo difendere insieme a quello che abbiamo fatto ai ragazzi, perché quello che si è fatto ad oggi ed essere qua ancora a 3 punti dalla prima, a 2 giorni dalla fine, a novembre mi prendevano per pazzo quando io dicevo che ci credevo. Quindi sicuramente il divario era tanto, purtroppo quando succedono queste cose ogni mezzo risultato sbagliato è qualcosa che purtroppo alcune volte è irriparabile, però siamo qua e a me mi ha dato sotto l'aspetto umano tanta forza e mi ha dato un grande step in avanti, perché ancora una volta nel calcio non c'è nulla di impossibile, perché quando ho iniziato qua ero solo contro tutto e tutti, lo sapevamo, dalla contestazione della tifoseria, dalla situazione che non era la migliore anche a livello societario, ma non per un discorso di pagamenti o un discorso di logistica. Quando noi chiamavamo i giocatori all'inizio a Reggio non voleva venire nessuno, perché fuori c'erano delle menzogne continue dove dicevano che c'era il Sant'Agata in abbandono, la società che stava fallendo, tutte situazioni di assoluta bugia che venivano dette, che ci hanno sicuramente creato problemi, perché la verità è questa. Noi, grazie a Dio, piano piano con il lavoro abbiamo cercato di riprendere punti dentro e fuori dal campo, ci siamo riusciti. Io la prima partita che ho fatto qua in casa mi ricordo che ambiente ho trovato ed era una situazione impossibile, era impossibile, però anche lì abbiamo puntato un obiettivo dentro di noi, abbiamo lavorato in silenzio, abbiamo cercato di rimettere tutto a posto, si è fatto un grandissimo lavoro dentro e fuori dal campo e su questo nessuno può dire il contrario e siamo qua. Ripeto, arrivare secondi e perdere, perché per me ne vince solo uno, è la prima, però contestualizzato a quando sono arrivato io, eventualmente si piange con un occhio. Bella la battuta finale di Alfio Torrisi, eventualmente si piange con un occhio, perché bisogna solo piangere se si arriva secondi. Purtroppo bisogna accettare poi anche i verdetti del campo. Lui giustamente puntualizza che insomma, la sua gestione è stata assolutamente positiva, assolutamente, certo, gravata dall'inizio, quindi questo è certo, no? E poi dalla pressione che comunque Reggio ti dà. Chiaro. Però da una parte voglio anche dire, se lui giustamente fa un quadro così positivo della sua gestione, beh, devo essere contento anch'io di quello che abbiamo fatto. Assolutamente sì. A 3 punti dalla Reggina. Certo, certo. Quindi voglio dire,
noi dobbiamo veramente essere contenti della stagione che abbiamo fatto. È vero, è vero. E speriamo di finirla in modo ancora più degno. Ancora tutto aperto, io sono molto ottimista sotto questo punto di vista. Savoia che vince 3-0 contro la Nuova Igea Virtus, tra poco ci guardiamo anche gli highlights e le interviste, però a questo punto questo Savoia che giocherà con voi domenica praticamente ha un solo risultato, diciamolo pure, dalla parte insomma, dei siciliani c'è questa determinazione, come ha detto bene lei, di giocare la vostra partita per un obiettivo, continuare a fare bene. Esatto. E quindi? Questo è il nostro, insomma, rinnovare la prestazione partendo dal secondo tempo di domenica e finire il meglio che si può. Cosa ci vorrà per battere questo Savoia domenica? C'è una grande prestazione, che il Savoia è una squadra forte, una squadra determinata. Io ho fatto con gente di esperienza anche. Certamente di esperienza, ma ho visto tanti risultati che il Savoia è riuscito, specialmente in casa, a ribaltare negli ultimi minuti. È vero. Questo significa una squadra che non molla mai, una squadra che sta sul pezzo, una squadra che non ha fatto particolari proclami, però è stata sempre, diciamo... Insomma, sarà da prendere con le pinze. Il mister sicuramente sta lavorando bene. Un grande match, una grande partita sicuramente. Assolutamente, non sembrerebbe neanche quasi una partita di Serie D. Guardiamoci gli highlights e le interviste post partita. È sempre una gioia far gol, soprattutto davanti a tutti questi tifosi che ci sostengono dalla prima giornata, però... Voglio spendere due parole per l'accaduto di ieri, per questo ragazzo Salvatore che era una persona che faceva parte di questo gruppo fantastico degli Ultra e questa vittoria, questo mio gol soprattutto va soprattutto a lui. Era il minimo doveroso oggi dedicare una vittoria a un ragazzo come noi, un ragazzo di strada, un ragazzo che è cresciuto in mezzo a un campo. Ci sono poche parole da dire. Sì, diciamo che i ragazzi hanno interpretato la gara in maniera impeccabile. Dal primo minuto hanno veramente fatto una gara perfetta. Gli va fatti i complimenti perché trovavano una squadra che è venuta qua a giocarsi la partita, a fare giustamente il loro dovere e dal primo minuto hanno martellato e hanno portato a casa la vittoria. Certo, una partita importantissima, una delle 3 finali che ci aspettano e ce le andiamo a giocare adesso a Palermo a 180 minuti alla fine, sempre da primi in classifica. Non lo diciamo, ma i ragazzi veramente stanno mettendo tutto quello che hanno, noi gli siamo dietro e speriamo bene, incrociamo le dita. Come dico sempre, mi fa piacere sempre fare gol per questa maglia, per questa città e per questa gente che è sempre al fianco nostro. Ma anche la squadra si è visto oggi che abbiamo fatto una bella vittoria di squadra. Andiamo partita a partita perché ogni volta che abbiamo detto che dobbiamo vincere queste 2 o 3 partite importanti hanno successo cose che non hanno andato bene, quindi come sempre dice il mister dobbiamo andare domenica a domenica come stiamo facendo fino a mo'. Abbiamo fatto la 4ª vittoria consecutiva e domenica dobbiamo andare a Palermo a fare la 5ª. È bellissimo sempre vedere la gente tanto vicina a noi perché come ho detto sempre per noi è un stimolo grandissimo. Io per esempio oggi ero un po' stanco di tutta la settimana eppure ieri sabato stavo un po' così in allenamento, ma appena esci uno qui e vedi tanta gente che appoggia, che grita il tuo nome, la tua squadra, Savoia, Biancalè, come ti fanno caricare? Ti caricano assai. Chiudiamo con il pareggio del Messina 1-1 contro la Vigor Lamezia. Ha bisogno di punti il Messina in visita al Dippolito di Lamezia per dare seguito al successo casalingo della scorsa settimana sul Ragusa e difendere la zona play-out a 3 giornate dal termine della stagione. La CR parte bene e dopo pochi minuti va a un passo dal vantaggio. Dialogo sulla sinistra tra Pedigone e Touré, cross del 7 per il compagno che calcia di collo esterno al volo stampando il pallone sulla traversa. Passano 2 minuti, rimessa verticale verso Tedesco che controlla e calcia in porta centrando ancora una volta il legno, 2 volte provvidenziale per i padroni di casa in questo inizio di partita.
La Vigor riordina comunque le idee e al primo affondo sblocca il parziale, costruisce Catalano con un ottimo traversone per il piattone ravvicinato di Andreassi che fa esplodere il tifo bianco-verde. Sono dunque costretti a inseguire i giallorossi che al 20° ci riprovano con Aprile, ma il tiro è facile preda di Ianni. Poco dopo è Pedicone a provarci su cross di Oliviero, ma ne viene una conclusione non ottimale e murata. Torna in attacco gli uomini di Mancini e soprattutto un ispirato Catalano che mette in mezzo verso Spanò che manca l'appuntamento con il pallone non riuscendo ad approfittare della disattenzione di Bosia e Pedicone, costretto di lì a poco a lasciare il posto a Maisano per infortunio. Ci prova ancora il Messina con questa conclusione a giro di Zucco che termina alta. L'ultima palla utile della prima frazione è per la Vigor Lamezia, punizione di Catalano da posizione defilata, la palla arriva in porta e trova la risposta di Giardino con i pugni. Finisce così dopo 3 minuti di recupero il primo tempo, 1-0 Vigor Lamezia. La ripresa inizia con il Messina votato all'attacco, la prima occasione è di Touré che dribbla Marigoso e calcia da sinistra in posizione decentrata, la palla viene deviata in angolo. Dalla bandierina va Matese entrato in avvio al posto di Aprile che mette in mezzo un pallone sul quale Ianni compie un vero e proprio miracolo togliendo la sfera dalla porta dopo il tocco di un compagno. Sono minuti concitati per il portiere di casa chiamato agli straordinari in successione sul tiro di Trasciani deviato e poi di Maisano bloccato a terra. Minuto 56 si riaccende Touré sulla sinistra mettendo in mezzo per Oliviero che sbaglia la misura del colpo di testa sotto porta. Come nel primo tempo, la Vigor al primo affondo mette di nuovo i brividi agli ospiti. Cross di Catalano su punizione per il colpo di testa di Maimone che crea un flipper impazzito, traversa palo, linea, fuori. 2 minuti più tardi arriva l'episodio favorevole al Messina, Danna mette giù Matese in area, Gargano concede il rigore. Sul dischetto si presenta Rosetti subentrato a Tedesco che apre il piatto e spiazza Ianni, 1-1. Da qui la partita diventa nervosa, si accende una rissa che vede l'arbitro espellere un dirigente della Vigor e l'allenatore Mancini dopo il secondo giallo. Nel finale è ancora il Messina a fare la partita, in contropiede Oliviero serve Touré che salta 2 avversari, entra in area e sul più bello calcia addosso a Ianni che respinge con i piedi. L'ultima azione è per Zerbo appena entrato che calcia da buona posizione non riuscendo a girarsi in area. Finisce così dopo 4 minuti di recupero, esce con un punto la CR dal Dippolito mantenendo viva la corsa al play-out che si decide nelle ultime 2 partite. La Vigor Lamezia rimane al 10° posto mettendo un'altra lunghezza di distacco dalle inseguitrici, mentre la salvezza diretta è ormai cosa fatta. Messina che giocherà domenica prossima il derby messinese contro la Nuova Virtus, ancora tutto aperto per quanto riguarda anche il discorso salvezza, vedremo quello che succederà. Siamo ai saluti, oggi una Serie D protagonista assoluta a penalty, anche perché abbiamo ospitato il direttore generale dell'Athletic Club Palermo. Vorrei salutare con tutte le squadre con cui abbiamo dovuto competere, con le quali competeremo nelle ultime 2 partite, perché è stato un viaggio comunque interessante, un viaggio ricco di spunti tecnici, ma ricco anche di valori, quindi sinceramente ho riscoperto una D assolutamente non solo diciamo quella decantata sempre per l'agonismo e quanto, ma anche per i valori tecnici umani, espressi. E quindi sono veramente contento di aver fatto parte di questa avventura. È un viaggio che continua però, direttore, non è che ci dobbiamo fermare qui, l'Atletica, a prescindere da quello che sarà il risultato di questa stagione. Certo, quello insomma lo stiamo delineando, speriamo nella maniera migliore. E comunque è stato sicuramente un bel viaggio e speriamo di aver gettato le basi per qualcosa di più importante nel futuro. Allora noi le auguriamo chiaramente il buon proseguo, la buona conclusione di campionato e che questo Athletic possa ancora di più diventare punto di riferimento non soltanto del territorio palermitano ma di tutta l'intera Sicilia. Ho detto che il nostro polo d'ordine è crescere, insomma stiamo tentando piano piano di realizzare questa impresa, di costruire veramente qualcosa che possa essere stabile e duraturo. E la sua esperienza è certamente un fattore fondamentale per questa crescita proprio sì, io devo dare il mio contributo in questo, però siccome penso che è decisivo nel calcio come nella vita sempre il confronto, quindi io ho certamente qualcosina da dare a livello di esperienza, ma ho sempre da qualcosa da apprendere anche
dall'ultimo dei miei collaboratori ed interlocutori anche di altre cose. Quindi perfetto, è un dovuto des che assolutamente giusto. Grazie veramente per la sua presenza all'interno di Penalty, trasmissione che si conclude qui. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete seguire anche questa trasmissione in replica questa sera alle 19:20 sul canale 15 di 7 Gold, mentre invece domani, giovedì alle 21 su TVM Palermo potete seguire la trasmissione di Penalty dedicata interamente ai 4 gironi del campionato di promozione, ma anche ai playoff e playout del campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi, alla prossima!